Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Ecco, aspettiamo la chitarra prima di entrare, il solista della chitarra che fa pam parapam, per annunciarvi la quinta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Abbasso la musica. Con me in studio a casa conducono il programma il sottoscritto Gianluigi e Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, ma come a casa? Siamo sulla mongolfiera, non ti ricordi più? Sì, è la mongolfiera casalinga fatta in casa. La mongolfiera fatta in casa. Sì, è una mongolfiera fatta in casa. Quelle che cadono. Okay. Esatto. E con la nostra mongolfiera gireremo appunto. Giriamo, sì, abbastanzetta anche oggi. Giracchiamo un po' di là, un po' in Spagna, un po' restiamo nel Veneto e via così. Va bene, mettiamo radici allora su questa puntata, nel senso che mettiamo radici perché il prossimo brano si chiama Radici. Andiamo col primo brano. In anteprima il brano è uscito 3 giorni fa, è il nostro amico Barbato, che fra un po' lo chiameremo anche nei nostri studi e parleremo con lui. Intanto mettiamo l'ultimo suo pezzo, Metto Radici. Quando passi oltre per la strada, quando mi tieni lontano, quando mi lasci sul fondo del mare e non mi tendi la mano, quando smetti di essere umano, quando trovi una scusa dopo un abuso, quando butti la chiave della cella in cui mi hai rinchiuso, quando mi abbandoni in ospedale perché sono caduto, quando tutto è perduto. Eppure io cresco, anche se non te ne accorgi, anche se non mi senti. Metto radici e scavo il cemento, metto radici e combatto col vento e non mi fermeranno le parole che dici. Nonostante tutto, io metto radici. Quando hai paura della periferia in declino, quando ti curi soltanto del tuo giardino, quando mi offendi per ciò che mi piace, quando non mi dai pace perché sono diverso. Eppure io cresco, anche se non te ne accorgi, anche se non mi senti. Metto radici e scavo il cemento, metto radici e combatto col vento e non mi fermeranno le parole che dici, non mi fermeranno. Sono l'opinione che non vuoi ascoltare, un fiume in piena che non si può arrestare, sono il tempo che passa, il cambio di stagione, un fiore che non muore, una rivoluzione.
Metto radici, Barbato qui a Radio Nostra, e Rossella, ti accendo il microfono. Rossella, dove andiamo oggi con la nostra mongolfiera? Andiamo prima di tutto, il nostro primo ospite, andiamo a trovare Paolo Nardin, architetto del Verde. Buonasera, Buonasera a architetto, tutti. Ciao benvenuto a Paolo. bordo. Ciao. E l'abbiamo chiamato perché abbiamo incontrato un acronimo che ci ha incuriosito, non abbiamo idea di che cosa voglia dire, ma lui lo sa. E l'acronimo è CAM, criteri ambientali minimi. Ecco, suona però molto bene, quindi abbiamo chiamato l'architetto Nardin, che si occupa appunto anche di verde, per farci spiegare un po' di che cosa si tratta. Prego. Ecco, i criteri ambientali minimi o CAM sono appunto una serie di requisiti dei prodotti o materiali da costruzione a basso impatto ambientale. Sono nati nel 2015-2016 con una normativa che ha introdotto questi requisiti nel codice degli appalti pubblici. E cioè praticamente questa legge imponeva per quanto riguarda le forniture di servizi, prodotti, materiali e opere, diciamo, di lavorazione per le pubbliche amministrazioni, imponeva appunto che tutte queste forniture, prodotti e materiali dovessero avere queste certificazioni CAM. E sono delle certificazioni che non riguardano solo materiali di edilizia, ma riguardano proprio tutto l'aspetto delle forniture delle pubbliche amministrazioni. Ma per Pensiamo ad esempio, esempio, scusa, per esempio anche, che ne so, quei prodotti per la pulizia esatto, sì. delle Per esempio stanze. la carta per gli uffici, le cartucce, le stampanti, Mm. in qualsiasi settore della pubblica amministrazione, per chi volesse partecipare, diciamo, all'appalto di fornitura o di esecuzione di opere di edilizia, ma sempre pubblica, si deve praticamente partecipare all'appalto dichiarando di avere come diciamo, tra i requisiti appunto la fornitura di questi materiali che devono avere questi certificati. E non solo materiali, ma anche dei servizi. Ad esempio, nella gestione del verde possono partecipare delle ditte che hanno appunto questi criteri ambientali minimi, che possono essere, ad esempio, che ne so, l'utilizzo di macchinari che siano a basso impatto ambientale, che magari hanno delle emissioni, diciamo, più ridotte rispetto al solito, oppure l'utilizzo di acqua per l'irrigazione, diciamo, più leggero rispetto ad altri sistemi, ma in tutti i campi, diciamo, degli appalti pubblici, l'edilizia, l'illuminazione pubblica, gli arredi per interni, gli arredi per esterni. Diciamo che E questo è obbligatorio? sì, È diciamo obbligatorio. per partecipare, per poter vincere l'appalto, si deve appunto andarsi a verificare per la propria categoria, diciamo, di partecipazione, si va a verificare tutti quei requisiti che sono richiesti appunto per la fornitura di quel tal prodotto, e uno può partecipare, diciamo, prima verificando se ha appunto questi requisiti. Chiaramente, entrando nello specifico, per ogni categoria abbiamo la normativa ha fatto degli allegati, diciamo, specifici, dove quindi si va a dettagliare tutte le componenti delle sostanze che devono essere dentro il detersivo, o sì, appunto, come abbiamo detto prima, i prodotti per le pulizie, oppure le stampanti che abbiano il toner che non inquina. È proprio una normativa che ha fatto, sì, si è proprio applicata proprio per il discorso di ridurre l'impatto ambientale al minimo, cioè al Ma è massimo. un'autoanalisi che le ditte fanno o ci sono degli enti che certificano che questi prodotti corrispondono a questi criteri meno invasivi, meno impattanti? Sì, diciamo che la ditta dovrebbe fare un'autocertificazione, però chiaramente basata su dei valori dei prodotti che dovrebbero essere già certificati a monte, diciamo, in fase di produzione o altro. Dopo chiaramente cambia a seconda se è un prodotto che uno compra, ad esempio il detersivo, sa che deve prendersi quel tot detersivo che ha
diciamo quel requisito. Se invece si tratta di un servizio, tipo appunto la manutenzione del verde, ecco lì sì, la ditta farà delle valutazioni un po' più, diciamo, generiche. Certo. Tra l'altro, diciamo che la normativa è iniziata per i soli appalti pubblici. È entrata per la prima volta anche negli appalti privati con il famoso super bonus. Cioè per la prima volta il super bonus, diciamo, ha introdotto i criteri CAM anche nei prodotti che servivano per gli appalti privati, ma che se tu volevi accedere alle detrazioni del 110% famoso, dovevi avere appunto i prodotti con queste certificazioni. Ed è la prima volta infatti che dal pubblico passiamo all'obbligo nel privato, perché fino a prima del super bonus era un requisito solamente dell'appalto pubblico. E c'è la speranza che ci sia una cascata anche dove non è prescritto, dove non è obbligatorio, ma che ormai si diffonda la sensibilità, oppure che, siccome la ditta produce quei certi prodotti che rispondono ai criteri, non le conviene più produrre anche quelli più inquinanti, Sì. non so, può essere? Sì, può essere, anche perché secondo me ormai questa tendenza si sta allargando sempre di più, e già passare dal pubblico al privato, diciamo, si è allargato di molto il campo d'azione. E pensiamo ad esempio ecco, nel settore, diciamo, che osservo di più io, che è appunto l'edilizia, anche col super bonus che abbiamo visto, e sostanzialmente si doveva andare a certificare i pannelli isolanti, quelli che vanno a fare il famoso cappotto, no? E quindi i CAM, cosa sono i CAM nei pannelli isolanti? Il CAM doveva essere principalmente la presenza di una percentuale minima all'interno del materiale isolante di materiale riciclato. Quindi può essere sicuramente una cosa che si avrà anche nel futuro, perché le ditte quando lo mettono in produzione questo tipo di materiale, probabilmente dopo prenderà piede, per cui si continuerà a farlo sempre così. Certo. Diciamo, Sì. comunque principalmente per quanto riguarda il super bonus, il famoso cappotto, doveva avere proprio una componente di materiale riciclato al suo interno. E ovviamente dopo anche evitare la presenza di materiali che potevano danneggiare l'ozono o comunque che siano dannosi per l'ambiente. Però principalmente, soprattutto ecco, in edilizia, il criterio a metallo minimo in quasi tutti i componenti, i materiali, è l'utilizzo, cioè privilegiare i materiali che utilizzano prodotti riciclati e riutilizzati al loro interno. Ascolta Paolo, ma questa certificazione CAM adesso parlo per le amministrazioni pubbliche, va a incrociare, non so, intersecarsi con la certificazione EMAS oppure è un'altra cosa? Cioè, la certificazione EMAS e la CAM sono dei doppioni oppure sono delle cose diverse? Allora, il CAM è una cosa proprio specifica dell'appalto, è proprio nel codice degli appalti. L'EMAS mi sembra che sia una cosa un po' più della generale, struttura diciamo, generale dell'organizzazione dell'ente. Mi sembra un po' più generale, diciamo, invece sì, i CAM sono un po' più specifici proprio sulle forniture e i materiali. sì, vanno a toccare proprio la materia Sì, principale la materia, cioè del prodotto della questione dell'appalto. Ho capito. Sì. Ma e questi CAM daranno spazio, oltre ai materiali riciclati, che vabbè è già una cosa credo molto positiva, ma per esempio a nuovi materiali o in realtà materiali molto antichi come appunto la canapa, per esempio, no? In certi... Sì, perché se noi andiamo praticamente a selezionare i materiali, ad esempio parlando di pannelli isolanti, se andiamo a vedere
quelli che rispettano di più i CAM, chiaramente abbiamo i prodotti naturali, quindi sughero, le fibre di legno, la canapa stessa che hai detto tu, che chiaramente quelli sono riutilizzabili con le percentuali più alte. Chiaramente dopo quelli restano ancora di nicchia perché hanno un costo ancora molto elevato. Quindi, ecco, sono più costosi. sì, purtroppo sì. Però si continua a utilizzare anche il solito, il classico, diciamo, polistirene, che è il polistirolo, diciamo, ecco, in parole povere, e che al suo interno ha dei materiali riciclati, per cui pur essendo un prodotto, diciamo, sintetico, però ha una sua componente ecologica, ecco, tra virgolette. Adesso faccio una domanda, se la sai adesso, perché leggendo, perché vedo il logo, diciamo, e vedo appunto scritto criteri ambientali minimi, ma ci sono anche dei criteri ambientali massimi, cioè che è una domanda No, sì. stupida. Sì, sono minimi perché, diciamo, appunto per soddisfare il requisito devi avere un minimo di percentuale, ecco, di riciclato, è un termine così, diciamo, per Sì, avere sì. il minimo della pena per poter partecipare alla fornitura e all'appalto. E invece, tornando ai materiali, per il legno, perché adesso vedi delle volte che c'è scritto, no, legno certificato, ma cosa vuol dire quando un legno è certificato? Che viene da dove? Lì sì, bisognerebbe vedere, ecco, il caso specifico, perché dopo certificazioni, enti, adesso stanno nascendo come funghi, ci sono varie istituzioni, varie associazioni che fanno certificazioni, ci sono anche certificazioni, diciamo, tra virgolette, private, no? Che uno, cioè, si fa la cosa certificata, anche se non è obbligatoria, però dopo comunque ha un valore in più. Pensiamo ad esempio alle Casa Clima. L'istituzione sì. Casa Clima, non so se avete mai sentito, sì, che si occupa prevalentemente appunto anche di case in legno, però è una certificazione privata, non c'è nessun obbligo di fare la Casa Clima. Sì, Però tanti la fanno perché sanno che un domani avrà un valore aggiunto se andranno a rivenderla, oppure comunque sanno che hanno un manufatto che ha delle prestazioni di risparmio energetico e molto più alto di quello previsto dalla normativa, quella normale. Dopo sul legno chiaramente sì, ci sono varie Sul legno penso che che dipenda da dove viene preso il legno, sì. se la foresta è gestita in modo Sì, sensibile, responsabile, da dove viene prelevato anch'io pensavo, la la provenienza provenienza del legno, del materiale. magari la foresta, sì, come è stata coltivata, Esatto. oppure l'utilizzo magari se ci sono stati utilizzati sostanze conservanti, magari, oppure nel trattamento del legno magari, ecco, con prodotti che non sono nocivi, può essere anche una cosa così. Sì. Ma e secondo te, quindi, insomma, è positivo, funziona questo sistema dei CAM? Cioè, ha dato un po' una svolta o purtroppo Sì. rimangono sempre cose un po' superficiali che... No, diciamo che ad esempio anche nel super bonus, che ho visto, diciamo, ho toccato con mano, lì c'è stato proprio il taglio, cioè con la scure, cioè hanno fatto proprio un taglio netto tra i prodotti, quelli che magari non si sapeva bene da dove venivano, e i prodotti CAM ti davano comunque un minimo di garanzia. E quindi Se sai che hai un minimo di garanzia, ecco, sulle componenti, sul materiale riciclato, sulla tossicità del materiale. quindi questi componenti hanno un costo maggiore, forse per quello che c'era Sì. la polemica ma col super bonus Sì. costa di più, il prodotto costa di più, ma perché appunto è certificato e ha un... Sì, ha il un rovescio della medaglia è che eh. il costo è un po' più alto, chiaramente. Dopo magari ci sono anche delle speculazioni, soprattutto anche nel super bonus avrete visto anche voi, i prezzi sono saliti di molto anche per le speculazioni, però chiaramente proprio anche il costo del prodotto che ha queste componenti è chiaramente ovvio che costa di più, perché magari lo fanno
sì, su delle fabbriche particolari, selezionate e controllate. Certo. Però, insomma, siccome l'ambiente è la nostra casa, la nostra casa, quella che comprende tutte le altre case, Sì, e per come stanno andando le cose, credo che ormai sia chiaro a tutti che una svolta, no, bisogna prenderla comunque, perché certo. E ricoprirsi, diciamo, di ricoprirsi con un involucro della propria casa con un materiale che non ne conosciamo bene la provenienza oppure la composizione non è proprio il massimo. Quindi è sempre meglio magari scegliere, ecco, cose naturali per quanto possibile o comunque appunto con questi criteri. Beh, e le ditte l'hanno presa bene questa cosa oppure hanno detto "No, un'altra cosa, un'altra rogna, un'altra certificazione"? Ma inizialmente le ditte si sono un po' così, sì, era un po' difficile trovarli, poi si sono adeguate. Dopo il mercato si è adeguato abbastanza facilmente, quindi c'è stato l'inizio c'era un po' di disorientamento, un po' di difficoltà a trovare i materiali e adesso si sono adeguate perché hanno visto sicuramente anche il business, no, sotto. Cioè c'è la richiesta e quindi si trovano e sono state messe in produzione. E questa certificazione ce l'abbiamo solo noi oppure c'è anche in altri paesi, funziona così? Se lo sai. Non sono sicuro, ma credo che ci sia anche in altri paesi, però con altri nomi. Cioè con altre Sì, con altre normative, sigle oppure... con altre sigle, altre diciamo procedure, però credo che ci sia in altri paesi, anzi forse di solito i paesi europei, ma soprattutto quelli del nord Europa, sono un po' più sensibili, Certo. quindi è probabile che loro le abbiano già da tempo, magari con altri nomi e sigle. sì, sì. Va bene, va bene. E siamo contenti per questa sì. sensibilità imposta, ma che comunque funziona anche in questo modo, perché non sempre possiamo, no, anche perché se non abbiamo gli input non ci viene magari neanche in mente che Sì. è meglio evitare certi materiali che poi respiriamo o che abbiamo o con i quali siamo a contatto, no? Quindi Sì, soprattutto perché riguardano proprio materiali che ci avvolgono l'ambiente dove viviamo dalla mattina alla sera, forse anche per tutta la vita, quindi meglio ecco, pensarci bene. Certo. Quindi bene, questa è stata una mossa positiva. Esatto, una cosa positiva. Bene, adesso vediamo sul nostro prossimo brano se è un brano CAM che adotta dei criteri ambientali minimi oppure no, perché il brano si intitola Shampoo. Verifichiamo. Grazie architetto. Grazie a voi, buona serata. Se non andare via. A pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata. Devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Scende l'acqua, scroscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso, giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma morbida, bianca, lì
Schiuma è una cosa buona, come la mamma, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Sono convinto che sia meglio quello giallo, quello senza campola. I migliori sono più cari perché sono anti-formola. Schiuma, soffice morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa. Fon. Fon, seconda passata, lo shampoo, io i Gomma Gommas, come sempre, nostri amici che ci vengono a trovare e parliamo di shampoo, parliamo di mare, non so se può essere correlata la cosa, ma Collegamento ardito. sì, di inquinamento, parliamo di inquinamento e con noi c'è Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'ambiente. Buonasera Alfonso. Bentrovati, bentrovati. Lo shampoo almeno sia biologico, se Sì, per buttare lo esatto, shampoo che buttato a mare. no, è uno shampoo con i Sto criteri scherzando, minimi sì. che certificato. Allora, abbiamo chiamato Alfonso Pecoraro Scagna perché c'è questo problema delle trivelle che ogni tanto salta fuori di nuovo. Perché saltano fuori sempre questi discorsi dopo che c'è stato un referendum dove nessuno vuole le trivelle, no, Alfonso? Ma guarda, questo è ovviamente un paese che è una specie di disco incantato, no? Nel senso che l'altro giorno ero a Rimini a Ecomondo, dove ho dovuto ricordare i 35 anni del referendum in cui l'Italia disse no al nucleare. E lo disse nell'87. Eppure c'è Salvini e Calenda che ogni giorno ripropongono dobbiamo far ripartire le centrali nucleari, che è una cosa surreale. In quel caso sono stati 2 referendum, perché dopo che hanno riprovato nel 2008, nel 2011 un altro referendum aveva detto già di no al nucleare. Nel 2016 effettivamente c'è stato il referendum contro le trivelle, che fu boicottato dal governo Renzi, che evitò di fare abbinare il voto del referendum alle amministrative per far mancare il quorum, ma vide comunque milioni di persone che andarono comunque a votare contro le trivellazioni. Quindi il fatto che ogni volta ripropongano cose vecchie. Scusa, anche quelle forze politiche che adesso le vogliono, avevano votato no Sì, alle sì, trivelle. vabbè, ma abbiamo visto dappertutto le foto che hanno pubblicato di Salvini che diceva sì contro le trivelle con le solite magliette, ma evidentemente quella maglietta se l'è persa e sta cambiando posizione, cioè siamo francamente al ridicolo. Il tema trivelle, che è un tema invece serio, è ovviamente da una parte la lobby del gas, e tanto per cominciare, non è che poi queste cose nascono da niente. Poi il fatto che comunque in Adriatico in particolare, ma in generale, ci sono delle trivellazioni petrolifere già in atto, quindi ci sono stati dei pozzi, che in molti casi alcuni pozzi sono andati in via di smantellamento, però hanno continuato ad avere delle proroghe, anche perché in realtà nelle concessioni le società che fanno queste perforazioni dovrebbero poi provvedere allo smantellamento. Lo smantellamento costa molto, quindi questi preferiscono avere delle deroghe, sempre facendo finta che ancora fanno qualcosa, qualche lavoro, eccetera, perché in realtà non vogliono affrontare il costo e l'obbligo che hanno per legge di smantellare le trivelle una volta terminato il lavoro. E questo è un tema. Secondo tema è che l'estrazione del gas, oltre ai danni ambientali, ha in generale in Adriatico sempre avuto un costo eccessivo e quindi costava molto meno importare il gas, perché il gas in realtà è abbondante nel mondo, non è che ce n'è poco. Quindi conveniva importare il gas piuttosto che estrarlo. Altro tema fondamentale è che i famosi giacimenti di gas sotto l'Adriatico non sono di tale entità da
considerare utile fare nuove trivellazioni, perché qua il tema è duplice. Una parte è dire, vogliamo ancora continuare a estrarre meglio il gas da quelle esistenti? Ora là ci sta da discutere, ma comunque già l'anno scorso dissero, va bene, in caso di emergenza si continua a estrarre da quelle già attive. E già lì c'è un problema, perché la subsidenza di cui si parla per il Polesine in realtà esiste pure a Ravenna, esiste pure in altre zone dell'Alto Adriatico, tanto per essere chiari, che già hanno avuto problemi. Ma adesso si sta cercando di sbloccare addirittura la nuova trivellazione, quindi nuove perforazioni con nuovi impianti, tutto questo in piena contraddizione sia con una serie di normative ambientali, con l'ostilità delle popolazioni e, come vediamo, a volte anche delle cioè dei rappresentanti istituzionali delle comunità locali, e poi con il fatto che si sta ragionando come al solito, che mentre abbiamo oggi l'emergenza, c'è oggi l'emergenza bollette, eccetera, eccetera, tu in ogni caso non è che in 2 giorni o in poche settimane o in pochi mesi fai le trivellazioni petrolifere, quindi stai discutendo di qualcosa che ti costa moltissimi soldi, conflitto sociale, ci vuole un sacco di tempo e presumibilmente l'emergenza gas potrebbe essere finita nel momento in cui tu hai veramente avviato, con tutte queste contraddizioni, delle perforazioni. Quindi è evidente che c'è una pressione lobbistica molto forte. Consideriamo che nel frattempo noi dobbiamo pian piano abbandonare il gas, perché dobbiamo uscire da tutti i combustibili fossili, quindi entro il 2030 dobbiamo dimezzare la dipendenza dai fossili e nel 2050 dobbiamo uscire definitivamente. Quindi in teoria queste trivellazioni si farebbero tra vari anni e dovrebbero essere comunque terminate tutte nel 2050, perché ovviamente non hai la possibilità di continuare a usarne. Quindi stiamo parlando di un'operazione pesantemente lobbistica, in molti casi fatta più perché magari le aziende che hanno le autorizzazioni poi, come dire, aumentano il loro portafoglio, perché è come se fossero titolari di X concessioni e X possibilità. Nel frattempo perdiamo l'opportunità di fare cose più serie, che sono le rinnovabili, e infine poi c'è l'altro tema delle navi rigassificatrici. Esatto. Allora io voglio capire, in questo Adriatico vogliamo fare una nave rigassificatrice? Si può anche discutere a 20 km dalla costa la nave rigassificatore, quello che c'è, ma allora a questo punto, se tu vuoi fare la nave, almeno evita di pensare che nello stesso mare vuoi fare anche le trivellazioni petrolifere. Almeno la nave, una volta che è terminata l'emergenza, si stacca e se ne va, e non è un ennesimo ingombro sul fondale marino o sul territorio in generale quando parliamo di rigassificatori a terra. Sì. Chiarissimo, cioè per noi è chiarissimo, ma sì, no, infatti le trivelle attive adesso, o quelle che passano per essere attive, abbiamo capito che magari conviene far finta che siano attive anche se non lo sono. Dove si trovano? In Adriatico e anche nel Tirreno? Prevalentemente in Adriatico fino a giù, e le proposte invece riguardano anche lo Ionio e a volte il Tirreno, ma il Tirreno in realtà c'è varie situazioni. Il Tirreno, a parte che io personalmente da ragazzo, addirittura quando avevo 20 anni, ho fatto la prima battaglia per evitare le trivellazioni petrolifere di fronte a Ravello e ad Amalfi, che voleva fare la ELF. Da quella battaglia è nata nel 93, 92, 93, addirittura i governi democristiani misero il divieto di perforazioni petrolifere nelle zone del Golfo di Napoli, di Salerno e alle Egadi. In quelle 3 zone d'Italia vige un divieto di trivellazioni, che Renzi, quando voleva fare le trivellazioni, tentò di abrogare anche quella norma che tutelava queste 3 zone come zone, diciamo, di pregio naturalistico, anche perché era surreale fare queste trivellazioni di fronte ad Amalfi, insomma, siamo proprio, lo squilibrio non ha mai limiti. E quindi, diciamo, prevalentemente adesso il dibattito è molto sull'Adriatico, e quindi è evidente che però l'Adriatico significa anche che ne vogliono fare pure verso Otranto, al largo della costa della Puglia, quindi è tutto l'Adriatico, quindi una zona abbastanza. Si è parlato anche di Venezia, cioè. Beh, sì, in realtà in una logica irrazionale è chiaro che tu punti a dire facciamo le trivellazioni, ma quello che è paradossale,
che tu dovresti pensare invece, se vuoi fai degli impianti eolici offshore, ma veramente lontani dalle coste, non a due passi, perché anche gli impianti eolici offshore li devi fare, ma a distanza realistica. Per esempio nel canale di Sicilia hanno proposto un impianto eolico, ma a 50 km di distanza dalle Egadi. Allora, a 50 km fai lo studio dei fondali marini, l'hanno fatto, non ci sono come dire, problematiche nei fondali, fanno un'attenzione con i pali addirittura che si fermano quando arrivano le rotte dei migratori, perché hanno dei radar per fermare le pale quando arrivano i migratori. Nella zona sotto i pali, come dire, non sono conficcati, ma sono ancorati, si chiamano fluttuanti, quindi con dei sistemi praticamente meno impattanti. E infine le zone diventano aree di protezione marina per i pesci, quindi aree di protezione. Allora a quel punto sì, ha un senso, perché tu fai un impianto dove c'è veramente il vento, a distanza dalle coste, che tutela i migratori, che è attento ai fondali marini, che trasforma la zona in un'area marina protetta, e l'Italia deve ancora fare molte aree marine protette per arrivare al limite di legge previsto. Allora sicuramente non è che c'è un no, anzi è positivo, perché noi comunque abbiamo bisogno di impianti che producono energia, però produciamoli dalle rinnovabili in modo che non creiamo dipendenza, non sfasciamo zone delicate come in questo caso il bacino dell'Adriatico, che tra l'altro è un mare anche abbastanza delicato perché è un mare molto chiuso, un mare stretto con un ricambio d'acqua più basso, quindi ci sono una serie di caratteristiche. Poi è chiaro che ogni volta c'è il discorso, ma la Croazia attinge allo stesso punto. Ce lo portano via, c'è questo discorso, ce lo portano via loro, allora tanto vale lo prendiamo noi. Esatto. Allora, innanzitutto c'è tutto un dibattito se, come dire, le captazioni vanno sullo stesso, ma al di là di questo dovremmo fare un'azione congiunta aiutando la Croazia e chiedendo anche alla Croazia di uscire dal settore dei fossili e magari aiutarla dando una mano a un paese che è chiaramente meno ricco del nostro, per fare in modo insieme di risolvere dei problemi, ma sempre fatto con uno spirito in cui, invece di dire vabbè, allora loro se loro stanno facendo un danno, raddoppiamo il danno, facciamolo anche noi. E questa era la logica. Se si suppone che la cosa crei addirittura un problema nelle zone del Polesine, così come è successo anche a Ravenna, in zone che sono delicate, poi c'è già il cambiamento climatico, già c'è una difficoltà, c'è poca pesca, perché anche i pescatori sono contrari ad avere delle cose in mezzo ulteriori, certo. Esatto, perché c'è tutta la categoria dei pescatori che sono estremamente contrari a tutto questo. Sì, ma secondo me infatti è una forzatura assolutamente inaccettabile e tra l'altro secondo me neanche riescono a farle. Cioè il paradosso di tutta questa roba è che invece di lavorare sulle cose fattibili ci si ammazza su cose che comunque poi non gliele facciamo fare. È come il discorso del nucleare. Cioè ci fanno perdere energie, fatica, iniziative, referendum, bordelli, mentre invece dico, vi volete concentrare sulle rinnovabili che si possono fare dove la gente magari è d'accordo o dove almeno c'è una resistenza che è infinitamente minore? Volete fare questa benedetta nave rigassificatrice? Ok, ma allora non potete pensare che chiedete la nave rigassificatrice e gli proponete anche le trivellazioni petrolifere. Cioè facciamone una cosa che abbia una sua logica. La nave rigassificatrice, penso che le proposte vengono proprio sulla zona Alte Marche, Bassa Romagna, cioè da quel lato lì, diciamo così. No, ma anche nella zona di Rovigo so che ne parlano. C'è l'ipotesi della nave. Sì. Ma Rovigo, vi dico la verità, su Rovigo io avrei dei dubbi, ma per il semplice motivo che l'unico rigassificatore che esiste in Italia è quello che è stato fatto a Rovigo. Sì. Quel rigassificatore l'ho fatto sbloccare io, che ero contrario. Cioè tu pensi il paradosso, no? Io non sono mai stato particolarmente favorevole, però ormai quello era già costruito, stava partendo, e l'avevano fatto in una zona già sbagliata, perché per me la zona della delta del Po era come la Camargue francese, quindi io non capivo perché tu il rigassificatore dove lo devi fare? Ma fallo in un'area industriale, sant'Iddio, ma perché lo devi fare lì che era un'area di interesse naturalistico? Però ormai era approvato. L'Unione Europea glielo teneva bloccato perché ovviamente l'avevano anche messo sulla rotta dei migratori e i soliti selvaggi che poi in Veneto, devo dire, abbondano particolarmente,
E dicevano, perché per un uccellino, perché non capiscono niente, ti dicono, ma voi per un uccellino volete bloccare, ho detto, guarda, quale uccellino? Avete capito che ci sono normative europee che sono rigidissime, perché questi famosi uccellini che dite voi che li volete tutti nella polenta, in realtà invece quelli stanno nel cielo e arricchiscono la biodiversità d'Europa. Quindi i nord europei sono furibondi quando tu massacri le rotte dei primi migratori, quindi ti fanno multe esagerate da centinaia di milioni di euro perché voi siete fissati che non capite un cazzo su come dovete regolare. Quindi alla fine dovete intervenire come ministro dell'ambiente per spostare aggiustare la collocazione, per toglierlo a meno dalle zone di particolare pregio. Infine andai a parlare con questi benedetti dell'Enel dell'epoca, o le Eni. Chi aveva Porto Tolle? Eni? Enel, perfetto. Allora parlai con Enel dell'epoca e gli dissi, ma scusate, se questi poveretti si prendono il rigassificatore, almeno la centrale, che era a carbone, esatto, la volete o a gasolio? Che a carbone, a carbone, una centrale orribile, la volete riconvertire a gas? Quelli mi risposero di no. Cioè io a volte dico, io sto di fronte a un paese di mentecatti, ma scusate, questi si prendono un rigassificatore in quella zona, almeno risolvete la centrale, esatto. Dopodiché la centrale è fallita, e quindi l'hanno dovuta chiudere e tutti i dirigenti condannati. Quindi pensa che bell'ambientino. Dopodiché per anni il famoso rigassificatore di Rovigo è stato utilizzato a 1/4 delle sue possibilità, a 1/10. Quindi hanno fatto tutta questa discussione perché all'epoca che ero il ministro io volevano fare almeno 10 rigassificatori. Ogni volta si discuteva, no, perché tu vuoi bloccare? Io dicevo, ma scusate, io non voglio bloccare niente, ma se facciamo altri rigassificatori, mi dite a cosa servono, dove stanno le linee SNAM, perché sto gas poi da qualche parte doveva pure passare, o no? Allora, quando fai il rigassificatore non avevano i condotti per far transitare poi il gas. Perché il sogno qual era diventato a un certo punto, in un momento di queste tante pazzie, che l'Italia doveva diventare una specie di piattaforma nel Mediterraneo, dove arrivava tutto il gas e poi da noi lo smistavamo nel nord Europa. Quindi noi dovevamo diventare una specie di centro, capito? Cioè, nella pazzaria incapace, perché tu dico, ma una cosa la puoi fare almeno razionale. Questo era l'obiettivo, dopodiché non sono riusciti a fare niente perché tutte quelle cose sulla carta fatte più per farsi approvare qualche progetto. Risultato, l'unico rigassificatore grosso realizzato, devo ringraziare che alla fine, dovendo aggiustare la situazione, almeno esiste quello. Dopodiché gli altri rigassificatori lo volevano fare a Brindisi, lo volevano fare a Porto, non mi ricordo dove, sempre ad Agrigento, a Porto Empedocle sotto i templi, cioè ogni volta poi sempre posti, sempre su zone, esatto, sì, qualche zona dedicata pregio. Non mette rigassificatore, cioè sembra che è una specie di condanna. Dico, insomma, avete le zone industriali dismesse, utilizzate quelle. È come il TAP in Puglia, ma può essere che non poteva arrivare a Brindisi dove già c'è la centrale, la raffineria, ma doveva arrivare nell'area protetta. Cioè, dico, una volta che lo devi far arrivare, spostalo un attimo e fallo arrivare lì. Comunque questa è, purtroppo abbiamo a che fare con questo tipo di lobby, quindi noi lavoriamo sulle rinnovabili e tanto le trivellazioni ci proveranno, secondo me non le faranno fare, però ci faranno penare. Va bene, dai, speriamo bene, perché vogliono che l'Italia vada a tutto gas. No. Bravo, vogliamo andare a tutto gas, e noi vogliamo andare a tutto sole e vento e rinnovabili. No, ma anche perché il 2030 è domani. Cioè, no. Ma infatti, ma perciò ti dico, queste cose si approfitta del fatto che le persone non capiscono, non sanno e quindi possono sparare, capito? Cioè, sì, loro lì, anche perché sono controllati dai giornali, perché se leggi i giornali sembra che abbiamo bisogno di queste cose qua, ma invece... Ma ti ripeto, no. Guardate, voi andate perché vi piace, andate a fare una ricerca sui giornali 2006-2008, quel periodo là, e vedete rigassificatori. Era la stessa cosa, dobbiamo fare i rigassificatori, se no il paese è finito. Poi quando è arrivato Renzi che voleva fare le trivellazioni, anche là era fondamentale, se no alla fine. Dopodiché improvvisamente scompaiono queste fasi e poi ritornano all'assalto
mentre la continuità ce la potrebbe dare il fatto che facciamo almeno le rinnovabili. Esatto. Va bene. No, volevo aggiungere sì. una cosa in Puglia, che all'epoca si diceva che la xylella, quella malattia che ha devastato gli ulivi, fosse stata una sorta di invenzione oppure una scusa per in realtà far passare su quelle zone tutta una serie di gasdotti. Mi sembrava c'era una leggenda che sì. Ti dico la verità, questo non lo so. Che alcuni gruppi di lobby siano spregiudicati da non temere anche l'uso di una specie di, come dire, di arma biologica, non lo so. Diciamo che dietro i temi dei fossili purtroppo ci hanno insegnato, la storia ci insegna che ci hanno fatto le guerre, quindi non è che avrebbero tanti dubbi a distruggere gli ulivi. Però, ne hanno inventate talmente tante che potrebbe essere anche... Però credo che lì ci sia stato un problema di cattiva gestione di una problematica legata anche al cambiamento climatico, che sta modificando una serie di patogeni che ci sono anche purtroppo nell'agricoltura. Va bene. Grazie mille, grazie per il tempo che ci hai concesso e buon lavoro e buone battaglie come sempre. Buone battaglie, sì. Arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Sì. Ciao. Motoscafi ribaltati sulle fondamenta, acqua alta, questa sera c'è la luce spenta. Venezia attenta ed impuntare i piedi, tu ci pensi, dici forse ce la siamo cavata, ma al mattino apri e guardi non è più finita, è lunga la giornata, non se n'è ancora andata. Le valigie piene, tutti i beni della gente. Questo fa capire certo ciò che è più importante. Fondamentalmente Venezia, questa sera non mi fai parlare. Butta giù quel goccio d'acqua che ti fa soffrire. E di certo non c'è il tempo di sindacare, ma ti giuro prima o dopo gliele mando a dire. Giustamente tu mi chiedi qual è la morale, che per ora siamo storti come un campanile. Speriamo solo amore che non faccia troppo male, ma Venezia quando piove dentro fa morire, fa morire, fa morire, fa morire, fa morire, fa morire. Questa storia è certo una lezione che ne valga la reputazione degli incompetenti, quasi delinquenti, quando negligenti, e c'è qualcosa che di certo unisce, quando sconsolati più non si capisce da che parte andare, come ricostruire. Ma poi distratto butti un occhio al cielo e chiedi al sole se è successo per davvero. Non me lo spiego, io non me lo spiego. Venezia, questa sera non mi fai parlare. Butta giù quel goccio d'acqua che ti fa soffrire. E di certo non c'è il tempo di sindacare, ma ti giuro prima o dopo gliele mando a dire. Giustamente tu mi chiedi qual è la morale, che per ora siamo storti come un campanile. Speriamo solo amore che non faccia troppo male, ma Venezia quando piove dentro fa morire, 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 fa morire.
Eccoci qua nuovamente tornati. Venezia, acqua alta, non poteva essere un titolo meno appropriato, visto che si parlava di trivelle e dell'Alto Adriatico. E quindi Rossella, ora restiamo a Venezia perché con Sì, noi è visto che hai collegato, evocato l'acqua alta, ecco. esatto, con noi è collegato Marco Centasso. Buonasera, ciao Marco. Buonasera a tutti. Ecco, Buonasera, benvenuto a bordo. Marco Centasso, contrabbassista jazz, no? Da quanto abbiamo sentito. Anche Anche. jazz, principalmente, però non solo. Non solo, ma non solo, oltre ad essere contrabbassista fai anche il fotografo? Ti piace la fotografia? Sì, corretto. Sì, mi occupo anche di fotografia. Di fotografia e anche di cose strane, diciamo. Adesso non so, dico di cose strane perché a Venezia questo febbraio, no, avete presentato tu con altri artisti una cosa, raccontaci un attimino cosa avete presentato, perché di melodie e di immagini. E il disco di The Rooms ti riferisci? No, mi riferisco con la serata, col concerto con Kaki King Ah, che avete fatto ad aprile, no? chiarissimo. Esatto. Sì, allora quella è stata una serata, è stata la prima e mi auguro non l'unica in realtà esecuzione, quindi era la prima esecuzione reale di Hallucinations, che è un lavoro che ho scritto assieme a Furio Ganze, che è un visual artist con il quale collaboro da un bel po' di anni. E Hallucinations è un lavoro per solo contrabbasso ed elettronica che si affianca a delle proiezioni dal vivo. Ovviamente, come si può intuire dal titolo dell'opera, Hallucinations, il tema principale sono appunto le allucinazioni, quindi abbiamo fatto un approfondito studio basandoci sugli scritti di Oliver Sacks, che è stato un neurologo molto importante, insomma non solo un neurologo ma anche uno scrittore, e appunto basandoci sul suo libro Hallucinations abbiamo creato quest'opera audiovisiva per come dire, immergersi all'interno di quelle che sono le allucinazioni non solamente visive, ma anche uditive, tattili, olfattive. Diciamo che tendenzialmente si conoscono le allucinazioni per qualcosa che vediamo teoricamente, ma che poi di per sé non esiste nella realtà. Ma a dire il vero le allucinazioni possono essere di varie forme, possono toccare tutti i 5 sensi. Possono esserci allucinazioni uditive, cioè magari gente che ha determinati disturbi e che sente musica anche quando magari non ce n'è, oppure possono essere allucinazioni tattili o addirittura olfattive. Quindi abbiamo cercato di fare una sorta di indagine all'interno appunto di questo mondo così interessante, ecco. Mentre l'altro progetto appunto è il disco che è uscito da poco anche questo, no? E che è possibile comprarlo. Hidden Rooms, giusto? Corretto. Corretto, grazie, ho studiato un pochino e, e che si può trovare anche questo in tutte le varie modalità. Ormai comprare i dischi è abbastanza semplice adesso comprare i dischi. Una volta si faceva fatica, ma adesso o comprare la musica e trovarla, la musica è abbastanza semplice. Questo progetto qua del disco, raccontaci un attimo. Sì, allora il progetto si chiama Hidden Rooms e è il mio primissimo disco come compositore. Diciamo che ho registrato vari dischi in varie formazioni, sia come contrabbassista sia come bassista elettrico, però in questo caso Hidden Rooms è il mio primo vero e proprio lavoro personale. E ho lavorato all'incirca un paio d'anni per la scrittura, diciamo la stesura di queste 9 composizioni che poi ho arrangiato con il tempo, e dopo un lungo periodo di prove assieme agli altri 3 musicisti che sono Raul Catalano alla batteria,
e Giovanni Mancuso al pianoforte e Alberto Colodella al clarinetto basso, e abbiamo poi, appunto, siamo entrati in studio di registrazione ancora lo scorso luglio, e dopo circa un anno di attesa, ovviamente post-Covid, i tempi si sono allungati parecchio con l'etichetta discografica, e poi alla fine siamo riusciti a pubblicarlo questo ottobre. Il disco è uscito per Parco della Musica, che è un'etichetta discografica di Roma, e Parco della Musica Records è una realtà affiancata a Musica per Roma e l'Auditorium Parco della Musica, insomma, per chi conosce un po' l'ambito musicale, tratta sia l'ambiente jazz ma anche l'ambiente della musica classica e la musica contemporanea. Ascolta, il contrabbasso, come mai il contrabbasso? Adesso, prima del contrabbasso, domanda, ti piace più il basso o il contrabbasso? È una domanda difficile in realtà, molto complessa a cui rispondere. No, dai, penso che non ho una reale preferenza, cioè forse... Questa è forse come quando uno chiede vai più bene alla mamma e al papà, già non si fanno queste domande. No? È una domanda troppo complessa. No, dai, tendenzialmente forse sceglierei il contrabbasso, forse, ma non ne sono del tutto convinto. Il perché del contrabbasso è un'altra domanda complessa, in realtà è tipo... Ma allora, io sono partito suonando il basso elettrico, a dire il vero. Sono partito prima con il basso elettrico, ho cominciato con un insegnante, si chiama Ed Webling, qua a Venezia, e lui era sia bassista sia contrabbassista. Ho cominciato a prendere lezioni di basso elettrico, ma dopo circa 6 mesi vedevo sempre questo strumento enorme lì nell'angolo del suo studio dove andavo a fare lezione, ed ero sempre molto affascinato. E insieme ad Edu, quindi insieme al mio primo maestro, ho cominciato anche ad affrontare gli studi, diciamo, nell'ambito della musica jazz, e chiaramente per forza di cose poi sono scivolato effettivamente anche allo studio del contrabbasso. Studiando jazz mi sono subito ovviamente innamorato dello strumento. E quindi sono due amori diversi, ma entrambi forti, insomma, diciamo. Sì, sì. Vabbè, siamo al primo disco. Vedo che in questo periodo si riesce a suonare anche fuori, no? Quest'estate. Sì, sì, dopo post-Covid fortunatamente c'è stato un momento di grossa apertura. Quest'estate ho avuto parecchio modo di suonare sia nella zona, quindi sia in Veneto ma anche fuori dall'Italia. Sono andato a suonare con vari progetti, anche all'estero. Siamo andati in Estonia, siamo andati in Lituania, sempre negli ambienti legati ai festival jazz comunque tendenzialmente. Quindi fortunatamente c'è stata una grossa apertura, un grande ritorno, insomma, anche alla musica dal vivo, che non è semplicissimo in realtà, perché poi si è passati da una totale chiusura a una totale apertura, quindi passare da un estremo all'altro non è mai una cosa positiva sotto nessun punto di vista. E anche nell'ambito musicale è stato complesso, perché ovviamente c'è una forte competizione, chiaramente tutti i musicisti dovevano quando hanno uscire, visto che si era aperto, c'è stata l'apertura delle porte, quindi tutti uscivano per suonare e gli spazi erano quelli. C'è stata l'apertura delle gabbie. Esatto. E noi musicisti siamo usciti. Sì, esatto, sì, ovviamente c'è tantissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo c'è una quantità di musica, tantissimi musicisti professionisti. Il livello ovviamente nel corso degli anni si è alzato moltissimo, e quindi per fortuna Sì. ci sono tanti colleghi, ma chiaramente anche a livello... In effetti abbiamo visto tanti giovani bravi, anche non solo anche contrabbassista, anche nel mondo del jazz, così, ma veramente una bella gioventù che fa sperare, no? A questo ritorno. Non so se si era mai perso il discorso del jazz in Italia, ma mi sembra così che ha una nuova vita, no? Beh sì, chiaramente, ecco, a questo proposito sicuramente questa nuova vita è anche dovuta al fatto che il jazz ha cominciato ad essere una materia accademica a tutti gli effetti, nel momento Sì, in è cui è vero. subentrata all'interno Dei dei conservatori conservatori. come
esattamente come percorso di studi, chiaramente la domanda ovviamente si è alzata, quindi ci sono moltissimi giovani musicisti che magari adesso si iscrivono a jazz, che è lo stesso percorso che ho fatto io a 18 anni, nel momento in cui dovevo scegliere che tipo di università fare. Alla fine mi sono convinto a fare della musica la mia vita e ho scelto immediatamente il conservatorio, così come moltissimi dei miei colleghi musicisti con i quali collaboro tuttora hanno fatto questo tipo di scelte, e quindi chiaramente si è alzato moltissimo anche il numero di musicisti professionisti. Questa cosa qua non è soltanto una cosa positiva, c'è anche il suo lato negativo, ovviamente quando una cosa viene, come dire, inserita in un contesto accademico c'è sempre il rischio che si perda per certi versi la genuinità, diciamo, quella magia. Sì, comunque, però c'è anche appunto il rovescio della medaglia, che insomma sono aumentate appunto grazie alle cattedre di jazz anche i musicisti, insomma, no? Certamente, certo. Va bene, Marco, adesso noi ci sentiamo il brano Latente, che è anche un video, l'abbiamo preso da YouTube, quindi potete andare. Tu hai il canale YouTube, hai i vari social, hai tutto quanto, ormai si usa tutto, no? Ormai è la vetrina per farsi vedere. Esatto, bisogna, è quasi d'obbligo l'uso di questi mezzi. Devo dire che forse è anche più facile fare musica con questi mezzi e anche mostrarla. Beh, certo, rispetto a magari a 20 anni fa. La generazione dei miei sì, esatto, ma anche alla mia generazione. Sì, stavo dicendo, magari alle generazioni dei miei genitori era molto complesso. Io magari mi sono anche confrontato con musicisti che hanno l'età dei miei genitori, e per esempio anche semplicemente reperire musica era qualcosa di molto più complesso. Quando sentivi una canzone alla radio, magari, non so, volevi impararti un brano e non c'era ovviamente la partitura, perché non c'era internet, o andavi a comprarla, ma non è che trovassi le partiture di tutto. Quindi diciamo c'era un'attenzione maggiore magari anche all'ascolto, in realtà, perché non sempre la quantità è sinonimo di qualità, anzi molto spesso è l'esatto opposto. Quindi adesso magari ci ritroviamo anche ad avere troppa roba, troppa musica a disposizione, e troppa informazione non aiuta. Però sicuramente i social media possono anche aiutare, come hai detto te poco fa, nella promozione. Per esempio YouTube è un ottimo canale per appunto pubblicizzare videoclip, così come i vari social network come Instagram, Facebook, insomma quelli più tradizionali sono un'ottima vetrina. Ascolta, ti possiamo sentire suoni da qualche parte prossimamente? Adesso suonerò sabato 20, sarò in un progetto in trio con Valentina Fin e Luca Zennaro alle Cantine dell'Arena. Lì faremo musica per lo più standard e musica italiana e arrangiata. E questo a Verona, suppongo? Sì, alle Cantine dell'Arena, che è un jazz club di Verona. Sì. E dopo ci sarà una data il 27 di novembre, invece sempre nella zona Veneto, a Venezia. Suonerò insieme a un quartetto, si chiama Amok, e sono 3 dei musicisti, fanno parte del mio quartetto, sono Alberto Colodella al clarinetto, Raul Catalano alla batteria, e poi c'è Jacopo Giacomoni al sax alto. E suonate dove? Al Paradiso Perduto. Ah, ok, la misericordia. Va bene. Va bene, grazie mille, vediamo se riusciamo a fare un salto così ci vediamo, e niente, adesso ci ascoltiamo Latente e buona musica a tutti. E in bocca al lupo.
Eccoci tornati nuovamente in studio e con la nostra mongolfiera andiamo oltre l'Adriatico, oltre Il il Tirreno. Tirreno e ci caliamo nelle isole Baleari, no? Dove siamo, Rossella? Siamo a Maiorca con Cinzia Codato, perché vogliamo parlare con lei di un libro che ha pubblicato che si chiama Orizzonti del mondo. Buonasera a tutti, sono Cinzia Codato. Allora, il mio libro di cosa parla? Parla di un viaggio che ho fatto con una barca a vela intorno al mondo nei lontani anni 92-93, quando stavo lavorando come equipaggio sulle barche, ed era una barca a vela di 24 metri. Per cui questo libro tratta di questo viaggio. Non è un libro che sia un libro di navigazione o semplicemente un diario di bordo. Non è, come dico anche nell'introduzione del mio libro, non è solo una guida ai paesi tropicali o agli aspetti naturalistici delle varie parti che ho visitato. Cioè ha un po' di notizie di usi e costumi locali, un po' parla della natura, delle costellazioni che io vedevo sempre di notte quando navigavo, e parla però soprattutto della mia vita durante questi 2 anni. Io ho voluto raccontare un po' quella che è un'esperienza che molte persone appassionate di vela magari pensano sempre, leggono questi libri di questi grandi navigatori solitari, queste persone eccezionali che fanno delle imprese incredibili, mentre io ho voluto raccontare come a volte succede che una persona normale per una serie di cose si trovi coinvolta a fare un'esperienza un po' meno normale, però che più o meno potrebbe anche essere alla portata di tutti. Facciamo quasi, dai. Quasi, sì, quasi. Ascolta, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro comunque? Perché magari parecchie persone hanno delle esperienze abbastanza forti, no? Però poi non sempre queste esperienze diventano un libro. Sì, esatto. Allora, diciamo che quest'idea all'inizio era nata come un diario di viaggio semplicemente, cioè a me è sempre piaciuto scrivere diari fin da quando ero bambina e soprattutto anche da adulta, ogni volta che ho fatto e continuo a fare qualche viaggio molto interessante, scrivo un diario perché poi è sempre bello ricordare dove si è stati, cosa si è fatto. Molte volte anche guardando le fotografie, dopo anni uno non si ricorda neanche più di cosa era sta foto, dove era sto posto. Vero. Invece, avendo un diario, uno risale, no, a queste cose. E allora già io all'inizio, quando mi sono imbarcata, sapevo che avrei fatto questo viaggio avventuroso, per cui ho detto, caspita, quale occasione migliore per tenere un diario. E poi bisogna pensare che a quei tempi non esisteva ancora internet, e per cui le varie notizie che mandavo ai miei amici, ai miei parenti, familiari, erano tutte attraverso lettera. Per cui io scrivevo sempre delle lettere interminabili e che arrivavano poi dopo 2-3 mesi, con risposte attese per tanto tempo. A un certo punto mi sono resa conto che mi faceva perfino male la mano a forza di scrivere lettere, per cui ho detto, beh, perché non prendo la palla al balzo? Sto scrivendo un diario, gli mando la fotocopia, mano a mano, mando le fotocopie ai miei amici e parenti, i quali poi mi hanno cominciato a dire, ma che bello, che sorpresa, fantastico, così ti possiamo seguire ancora di più. Sì, dai, aspettiamo la prossima puntata, e tutti molto entusiasti di poter leggere questo diario che io all'inizio Proprio avevo un blogger a mano, Esatto, proprio una cosa del genere, esattamente.
E poi sono stati proprio loro, parenti e amici, i quali alla fine del viaggio mi hanno spinta, mi hanno detto: ma tu devi scrivere un libro perché è bellissimo, ci ha coinvolto molto, è stato veramente entusiasmante, devi scrivere un libro, e così insomma un po' alla volta quest'idea è maturata. Poi a quei tempi era molto difficile trovare un editore, era difficile perfino che ti leggessero il manoscritto, dovevi pagare perché ti leggessero, poi magari non ti pubblicavano, insomma, questo è rimasto nel cassetto fino al 2015, quando ho trovato questa casa editrice italiana che si chiama Street Lib, dove ho potuto finalmente pubblicare il libro sotto forma cartacea, ma anche di ebook. Ecco. Ascolta, allora in copertina c'è un tramonto infuocato. Ha un significato particolare questa immagine che hai scelto? Immagino fra tantissime, perché avendo fatto questo viaggione, chissà quanti scatti meravigliosi sei riuscita a collezionare. Sì, certo, allora, prima di tutto, chiaramente questa fotografia è un orizzonte, rappresenta un orizzonte, no? Per cui ho voluto collegarla al titolo del libro. È un orizzonte geografico, un orizzonte fisico, però diciamo che ecco, la rappresentazione di un tramonto, fra l'altro questo è stato uno dei più bei tramonti che ho visto, ed è stato all'isola di Réunion, nell'Oceano Indiano. Allora, diciamo che di tutta l'esperienza che ho fatto in 2 anni, i tramonti sul mare sono, diciamo, un po' la caratteristica o la cosa che più mi è rimasta impressa, forse, quando io comincio a pensare al mio viaggio, le prime immagini che mi vengono sono sempre questi tramonti incredibili che si vedono sul mare. Non sono mai uguali, sono sempre dei meravigliosi quadri d'autore e cambiano sempre a seconda anche dei posti, non lo so, sarà questione di diversa atmosfera, di diverse condizioni climatiche, Sì, le la luci. luci stesse, le luci, no, la luce stessa che si incontra da zona a zona, che può essere anche diversa, no? Quindi altri colori. Esatto, senz'altro. Per cui questa è un po' la rappresentazione di quello che io ricordo come appunto prima cosa della meravigliosa esperienza che ho fatto. Si collega anche al fatto che però questi orizzonti o la rappresentazione geografica e fisica di questo orizzonte però, come dicevo, è legata a altri tipi di orizzonti culturali, a orizzonti come posso dire, anche spirituali, anche sentimentali. Infatti non a caso nel titolo la parola orizzonti è al plurale, non al singolare, quindi si Esatto. riferisce non solo a un orizzonte appunto geografico, quello che puoi vedere così guardando dalla tua barca, questo mare meraviglioso, ma sì, ha tante implicazioni, no? Esatto, perché infatti leggendo il libro si capisce che da quando si fa un'esperienza sì, un po' diversa, un po' più entusiasmante, diversa dal Molto intensa, immagino, sì. si dice sempre no, però con questa cosa no, ti si aprono gli orizzonti, no? O anche dal punto di vista culturale, a volte quando uno legge qualcosa, studia qualcosa di diverso, dice mi si è aperto un orizzonte, no? E allora è proprio questa sensazione che io volevo trasmettere, il fatto che sì, questa esperienza mi ha aperto tanti orizzonti in tanti piani diversi della mia vita.
Ecco, appunto, era questa. E quindi qui stai arrivando già alla cosa successiva che ti volevo chiedere, e cioè tutte le esperienze piccole o grandi un pochino ci cambiano, no? Ma un'esperienza così forte, ecco, questo non è solo un viaggio, nel senso di spostamento, è qualcosa di molto più, credo, intenso e profondo, no? E puoi dire che ti ha cambiato e in che direzione? Sì, ok, quello che io vorrei dire è che sì e no, cioè non è che un'esperienza del genere ti cambi, ma ti fa prendere più consapevolezza di quello che tu veramente sei, cioè di quello che vuoi, delle tue vere capacità, dei tuoi limiti e anche delle paure che puoi avere, ma anche delle risorse inaspettate che puoi tirar fuori in certi casi di emergenza. Cioè io ho affrontato all'inizio chiaramente anche durante tutto il viaggio, ho avuto molti momenti di paura. Io non sono una persona coraggiosa, sono avventurosa fino a un certo punto, cioè mi piace scoprire cose nuove, vedere posti nuovi, però ho sempre molto timore anche. Però mi sono ritrovata con delle forze, delle risorse veramente inaspettate che non pensavo di avere. E poi queste le ho anche applicate nel futuro, poi negli anni successivi nella mia vita, in realtà, perché questa esperienza mi ha dato molta più autostima, ecco. Diciamo che quando sono tornata nessuno mi ha mai detto ma sei cambiata molto, non sei più la stessa. No, ma mi hanno trovato forse più genuina e forse più aperta, meno timida, però non è che abbia cambiato il mio carattere. Mi ha dato più sicurezza a me stessa. E Bene, anche dopo non hai più navigato, hai navigato soltanto, insomma, diciamo. No, Questo era- veramente no, io ho continuato a navigare per altri 8 anni dopo. Ho continuato fino al 2000 a lavorare come equipaggio nelle barche a vela con Clint, che è il mio attuale marito, e abbiamo lavorato assieme per molti anni ancora. Però, ecco, diciamo che questi 2 anni di vita sono stati più intensi perché abbiamo veramente fatto tutto il giro, per cui è stata una cosa Caspita. molto. Allora, sempre da est verso ovest. Sì, sì, siamo partiti da Antibes, dove era il porto di partenza di questa barca, e abbiamo fatto la traversata dell'Atlantico, poi siamo stati ai Caraibi per un bel periodo, poi siamo passati attraverso Panama, abbiamo fatto la traversata del Pacifico e poi siamo arrivati in Nuova Zelanda. Ci siamo fermati per la stagione dei cicloni lì 5 mesi. Poi quando la stagione dei cicloni è passata, abbiamo continuato per l'Australia, la barriera corallina, l'Indonesia, abbiamo attraversato tutto l'Oceano Indiano e siamo andati fino al Sudafrica. Esatto. Poi noi siamo sbarcati, abbiamo finito il viaggio a Cape Town. Sì, esatto. Poi appunto c'era in progetto di tornare su per l'Africa, ma poi a quel punto lì sono cambiate le cose, non abbiamo avuto occasione di fare quel pezzo lì, ma diciamo che da meridiano a meridiano l'abbiamo fatto tutto, ecco, anche se non siamo tornati proprio al punto di partenza. Ascolta Cinzia, di tutti questi meravigliosi posti che mentre adesso li elencavi noi stavamo sognando a occhi aperti, ce n'è uno magari che ti ha particolarmente, capisco che è una domanda un po' sciocca e anche difficile, nel senso, hai detto dei posti che sono i luoghi del mito per molti di noi, quindi, però un posto che ti è rimasto di più nel cuore.
Beh, diciamo che il posto in assoluto dove tornerei subito e che più mi ha colpito sono state le Galapagos, perché per me le Galapagos sono totalmente un altro pianeta, completamente. Almeno quegli anni lì, quando ci siamo andati noi, era un paradiso terrestre. E ogni isola era particolare, era diversa dall'altra. La flora e la fauna sono incredibili, sono proprio troppo particolari, troppo belli. Sembrava proprio una cosa che non stava in questa terra, perché è talmente diversa che non era comparabile con nessun'altra, secondo me. Poi appunto io, vabbè, avendo il mio passato da biologa, mi ha portato sempre a cercare molto queste caratteristiche della flora e la fauna dei posti. Mi hanno sempre colpito molto e mi hanno sempre interessato tantissimo. E poi gli uccelli che si vedono lì, poi anche io sono anche appassionata di immersioni subacquee, per cui anche lì ritrovarsi in un'acqua tropicale, perché praticamente le isole Galapagos sono all'equatore, però c'è la corrente fredda di Humboldt che arriva, per cui trovi flora e fauna di acque fredde e di acque calde allo stesso tempo. È una cosa molto strana. Una varietà incredibile. Sì, appunto, non solo di pesci, ma anche di crostacei, poi vedi squali, vedi tartarughe, vedi le iguane che nuotano vicino a te. Cioè, incredibile, ti butti in acqua e trovi poi le foche, poi di sera ti arrivano pure i pinguini, dici, ma dove arriva tutta questa roba? Cioè, è veramente un sogno. Blowing, come si direbbe in inglese, cioè ti fa proprio andare via di testa, ecco. Per cui quello è sicuramente un posto dove tornerei subito. Cioè, stai facendo sognare a occhi aperti. Ecco, spero che possano sognare a occhi aperti anche tutti i lettori che decidano di affrontare la lettura del mio libro. Ecco, allora tornando al libro, dicevi che è collegato al libro una pagina Facebook dove hai caricato molte altre foto che non hanno Sì. potuto, per motivi ovvi, entrare nel libro cartaceo. Sì, esatto. Infatti, cioè, io chiaramente durante il viaggio ho fatto tantissime fotografie, centinaia. Meno male che non c'era la foto digitale, se non avrei fatto migliaia. Ecco. È vero. Erano diapositive, no? Ecco, però non ho potuto chiaramente mettere sul libro tutte queste diapositive come avrei voluto. Allora ho creato questa pagina Facebook che si chiama proprio Orizzonti del Mondo, nella quale, se uno vuole andare nella sezione fotografie, vedrà vari album fotografici, tutti numerati dall'1 al 27, e ogni album corrisponde a una tappa del viaggio, per cui se uno sta leggendo il libro può allo stesso tempo guardare un album alla volta, aprire un album alla volta e guardare le fotografie che corrispondono più o meno a quel capitolo, a quella aspetto di viaggio, così essere un po' più partecipi anche visivamente a questo viaggio. Bello. Bene. Ebbene, allora il libro dov'è che si può trovare, comprare? Trova in molte librerie in ebook o anche cartaceo, anche in Amazon o anche da questa stessa pagina Facebook di Orizzonti del Mondo c'è un bottone da cliccare per l'acquisto che manda il link per l'acquisto del libro.
Bene, Cinzia, ora tu ti sei stabilita alle Baleari, vivi lì. Beh, sì, diciamo che poi io e mio marito ci siamo stabiliti come base qui alle Baleari perché è una buona base per lavorare in campo nautico. Infatti abbiamo continuato a lavorare assieme in barche, nelle barche come equipaggio fino al 2000 e poi lui è passato alle barche a motore, io sono passata a terra perché nel frattempo abbiamo avuto un figlio, però continuo a lavorare nell'ambiente nautico. Ecco per cui appunto sono basata qui ormai da anni. Grazie Cinzia, in bocca al lupo. Ok, crepi il lupo, grazie a voi, buonasera. Sotto la mia pelle, chiuso tra le costole, c'è ancora il tuo veleno che mi corrode, la stessa voce che ti chiama e ti riporta indietro, ti libera e ti scagiona da ogni tuo credo, ti libera e ti scagiona, ti libera, ti scagiona. Ma ora che non ci sono più quei tuoi mille fiori, le pietre preziose, le dolci parole, le cose che hai, spiegami come puoi ridere senza me. I nostri sogni e le ambizioni, dimmi che cosa rimane. Hai già scordato tutto quello che mi appartiene. E quante volte hai cercato nel buio le mie mani per fuggire via da ogni cosa e poi tornare, per fuggire e poi tornare, per fuggire e poi tornare. Ma ora che non ci sono più tra i tuoi mille fiori, le pietre preziose, le dolci parole, le cose che hai, spiegami come puoi ridere senza me. Vivere senza me, vivere senza me, vivere senza me, vivere. Ma ora che non ci sono più tra i tuoi mille fiori, le pietre preziose, le dolci parole, le cose che hai, spiegami come puoi ridere senza me. Eccoci qua, il San Levigo a Radio Nostra che salutiamo con il brano Mille Fiori, come chi ha visto l'immagine può aver letto, e dopo questo viaggio in Spagna, alle isole delle Baleari, torniamo nelle nostre isole.
nella nostra isoletta o penisoletta, il dibattito è aperto. Vabbè, di fatto togli il ponte, di fatto è un'isola. E basta, abbiamo finito qui, Rossella, per questa sera. Abbiamo finito, hai degli annunci da fare? Sì, anche se sarà molto per te. No, che annunci abbiamo? Che ci sarà un concerto. Aspetta un attimo che sta andando la sigletta. No, non sta andando la sigletta, eccola qua. Ci sarà un concerto, quello per Natale? Sì, ma è presto ancora, lo stiamo Allora lasciamo ancora un po' preparando, di lo stiamo sorpresa. preparando, esatto. Lasciamo la sorpresa. Aspettiamo Ok. un attimino e vediamo. E niente, direi che ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Lunedì prossimo, Con 7, tante 14, 21 novembre. È facile calcolare. Ospiti, come al solito interessanti. Esatto, che abbiamo già contattato e quindi ci saranno. Almeno, cioè, ci saranno la prossima settimana se non succede un cataclisma. Non succede, non succede, Non perché succede. le trivelle comunque ci vuole il suo tempo, Sì, ci ha detto esatto. prima Pecoraro Scanio, quindi se anche dovessero farle non è che in un attimo tu sprofondi, no? Perché hanno scavato le trivelle, No, quindi no. no, possiamo stare tranquilli. No, l'unica roba è che dalla parte in fondo, là a est, c'è qualche conflitto, se tirano quelle altre bombette Ma adesso un sono po' diventati strane, tutti sono tutti buoni, e bravi. siccome l'America non c'entrava niente, si sono riuniti i russi con la CIA. Il servizio segreto russo è quello americano. Come mai? Ad Ankara, in territorio neutrale in Turchia. Benissimo, quindi Bene. le prospettive sono rosee. A lunedì prossimo. Grazie Ciao a tutti. Ciao.